Conferenza stampa congiunta di Mare Amico e Mare Vivo sullo stato di salute del mare di San Leone. L'esito delle analisi e gli interventi alla videogiornale. Dario Piparo. Parametri fuori norma, oltre a metalli pesanti e un pesticida. Questo quanto rinvenuto dall'ARPA Sicilia di Ragusa dai prelievi effettuati lo scorso 13 dicembre tra le acque del mare di San Leone su mandato dell'assessore Mariella Lobello. Scelti 6 punti, uno dei quali a Porto Empedocle. Arrivano i risultati e Mare Amico indice una conferenza stampa. Al tavolo il presidente dell'associazione Claudio Lombardo, accanto a lui Carmelo Motta, biologo marino dell'ARPA, che Lombardo presenta come il maggiore esperto sulla tematica che si possa reperire ad Agrigento. Sia Motta che Lombardo presentano un quadro apocalittico partendo dai dati forniti dall'ARPA. Il pesticida rinvenuto altro non è che il tolclofos metile, un fungicida utilizzato contro diverse malattie fungine del terreno. Secondo Motta la presenza di questo pesticida non la si può attribuire a una naturale dispersione derivante da terreni adiacenti, perché all'altezza del rinvenimento non se ne trovano. Bisogna chiudere tutte le fogne che vanno a mare, perché è lì il problema, non nelle analisi, non è con le analisi che si risolve il problema, ma chiudendo le fogne. Intanto nelle analisi trovate alcuni metalli pesanti, anche un pesticida. Questo quanto grave è e soprattutto quanto usuale è trovare questi elementi all'interno del mare? Allora, i metalli pesanti sono ubiquitari, quindi ce li ritroviamo ovunque. La crosta terrestre, nell'aria, anche l'Etna, ecco, un buon vulcano emette un certo quantitativo. Gli IPA sono frutto di, intanto sono contenuti negli idrocarburi, sono dei prodotti volatili, gli idrocarburi policiclici aromatici, e sono frutto di combustioni che purtroppo abbiamo anche a casa, quindi dobbiamo convivere con questi IPA. Il problema è che noi non abbiamo delle fonti inquinanti che riguardano idrocarburi, carbone o lavorazioni particolari, quindi credo che questi IPA vengano tutti dal traffico autoveicolare. È semplificativo un dato: tra i 6 punti analizzati uno viene definito punto bianco. Il punto bianco altro non è che una zona di mare franca, cioè tecnicamente incontaminata, utile per fare un raffronto. Bene, anche questo prelievo, effettuato a ben 4,5 km dalla costa, presenta parametri fuori norma, certificando il circolo delle correnti di tutte le sostanze di conseguenza che queste portano con sé. Il bianco, che avrebbe dovuto essere privo di inquinanti, in effetti è risultato inquinato come gli altri punti, probabilmente a causa del gioco delle correnti, eccetera. Noi scarichiamo da 20 anni a mare con i pennelli le fogne non depurate e non sappiamo neanche cosa scarichiamo. E dell'altro giorno, per esempio, che un criminale ha scaricato in condotta olio combustibile, olio di meccanici, non si sa bene che cosa, ed è andato a finire in condotta, che sarebbe andato a finire a mare. Da queste analisi sono state importanti perché ci hanno fatto vedere com'è la condizione del nostro mare il 13 dicembre, quando fu fatto, che fa la fotografia del 13 dicembre, e ci ha fatto vedere una cosa gravissima: il danno che sta portando a questo mare l'apporto delle fogne di Porto Empedocle. Noi ci eravamo sempre concentrati su Agrigento, su San Leone, invece il danno che sta facendo il nostro mare, i pennelli di Porto Empedocle, è notevolissimo. Quindi che scaricano praticamente i reflui di Porto Empedocle, scaricano ad Agrigento, sul mare di Agrigento? Praticamente sì, c'è un pennello che scarica quasi a Maddalusa, ma non è solo questo. Noi sappiamo che la corrente prevalente è quella di Ponente, e uno scarico a largo a Maddalusa ce lo ritroviamo a San Leone dopo pochi minuti. I risultati sono questi: noi siamo fuori, allo stato attuale siamo fuori dalle direttive europee del 2015, e questo vuol dire la tasca dei cittadini, perché praticamente avremo delle sanzioni, ogni giorno ci sarà una sanzione che verrà applicata ai comuni, che i comuni si rivarranno sui cittadini. Un disastro. Con quale longevità e soprattutto quanto può rappresentare una soluzione la pompa di sollevamento verso Sant'Anna? È una soluzione tampone, è un ripiego per
perché praticamente le fogne del villaggio Peruzzo e di parte di San Leone fino a oggi vengono scaricate attraverso il pennello e quindi non depurate. Dalla prossima estate speriamo che vengano portate al depuratore di Sant'Anna e quindi depurate e poi successivamente rimmesse nel circo. È un miglioramento, ma ancora c'è tanto da fare. Lombardo imputa il disastro ai pennelli che di fatto, non essendoci una depurazione a monte, pompano di tutto in mare senza nessun tipo di filtro, anche se non possono rappresentare gli unici colpevoli, perché anche quando i pennelli non sono stati in funzione sono stati registrati sversamenti di vario tipo. Intanto Lombardo e Motta affermano che anche se da domani si avviasse un processo di totale ripristino di salubrità delle acque, ci vorrebbe almeno un decennio per ristabilire la situazione. Insomma, un quadro emergenziale che non permetterebbe ulteriori indugi. Il documento ufficiale